L'operazione Strade Sicure è tornata ufficialmente oggi in città ed eccoli i militari tanto attesi uscire dalla questura mentre vanno a presidiare i punti di Vicenza dove arriva più pressante la richiesta di sicurezza dei cittadini. Sono 18 commilitoni del terzo reggimento Eugenio Guastatori del raggruppamento di Friuli Venezia Giulia e Veneto che a Vicenza sono entrati in servizio avvicendati in 3 turni dalle 7 del mattino fino all'1 di notte. Una presenza costante, 7 giorni su 7, prevista fino alla fine dell'anno. Un contingente militare fortemente voluto dalle autorità cittadine preposte alla sicurezza, una presenza sollecitata sia dal prefetto che dal sindaco che nei mesi scorsi avevano interessato personalmente il ministro dell'Interno Piantedosi. Il ruolo dei militari è inteso come un presidio di sicurezza permanente dedicato al contrasto degli episodi di criminalità che si erano particolarmente intensificati lo scorso anno. Godono di una certa autonomia, quindi il contingente militare avrà compiti anche di poter effettuare controlli su strada, controlli sulle persone, sui mezzi, quindi perché i militari assumono proprio la qualifica di agenti di pubblica sicurezza, quindi nelle loro facoltà hanno quello proprio di svolgere servizi analoghi a quelli delle forze di polizia territoriali. Forze di polizia che, come ha detto, vengono un po' anche esonerate da alcuni controlli che fino adesso stanno garantendo in varie zone della città e quindi ci possiamo concentrare ad altri obiettivi particolarmente sensibili. Saranno presenti a Campomarzo, nella zona del Quadrilatero e in centro storico. È stata una richiesta che abbiamo fatto al governo ancora negli scorsi mesi, avevo avuto la possibilità di incontrare il ministro Piantedosi che si era impegnato a mandare anche qui a Vicenza un contingente. È un segnale importante perché questo consente alle altre forze di polizia di distribuirsi sul territorio, di essere presenti nei quartieri e quindi di aumentare la sicurezza e l'attenzione in città.